Guardate che prospettiva abbiamo alle spalle, una splendida prospettiva che ci illustra subito dove sta andando il comune di Brentino Belluno, perché è un comune già importante nell'ambito, siamo sempre, del comprensorio valdense, che stiamo documentando con questa serie di interventi, ma che è in salita, come ci dice il signor sindaco, che è Alberto Mazzurana. Brentino Belluno, ovvero che cosa, signor sindaco, oggi? Intanto benvenuti a tutti voi. Brentino Belluno è un comune di confine con la provincia autonoma di Trento, è un comune di circa 1400 abitanti e ha questa caratteristica di essere vicino alla Madonna della Corona, è un santuario che negli anni lo ha sempre caratterizzato. Brentino Belluno è una terra di vini, è una terra di passaggio, è una terra anche di turismo di entroterra e da oggi anche qualche nuova potenzialità a livello turistico con un nuovo ponte tibetano di cui vi parlerà il mio vice sindaco Massimo Zanga. E allora al vice sindaco Zanga, benvenuto anche a lei, chiediamo subito che tipo di declinazione ha avuto la progettualità che è partita dai fondi messi a disposizione dal GAL Baldo Lessinia. Come li avete in qualche modo declinati sul vostro territorio? Beh, anche da parte mia benvenuto a tutti voi. Quello che posso dire è che il nostro territorio è un territorio che sempre più richiama gente sul posto. Abbiamo parecchie attività da svolgere, dalle attività in roccia, ai sentieri da percorrere, ai canyon del Vaio dell'Orsa, e diciamo che questa esigenza del ponte tibetano è nata più che altro per mettere in sicurezza un sentiero che presentava dei pericoli. Il ponte tibetano si trova sul sentiero che dal Sentiero della Speranza attraverso un'intersezione arriva in località Orsa, per tanti conosciuta come Maiga Orsa, e c'era un punto dove attraversava appunto il Vaio dell'Orsa che presentava dei pericoli. Lì c'era proprio l'esigenza di creare un ponticello sospeso che attraversasse questo rio, e quindi grazie ai finanziamenti del GAL e della Regione abbiamo ritenuto di investire lì per mettere appunto in sicurezza questi sentieri. Ecco. Al sindaco Alberto Mazzurana è il compito di concludere questa nostra intervista. Come non concluderla, sindaco, stimolandolo sul tema che tutti aspettiamo, veronesi e non, e cioè il famoso giubileo del settembre per la Madonna della Corona, il 22 mi pare. Esatto, il 22 settembre inizia l'anno giubilare della Madonna della Corona, è un momento importantissimo per noi, per tutta la provincia, ma per la curia, per la vicaria e anche per quello che riguarda il turismo del territorio. A questo punto stiamo anche lavorando su delle infrastrutture, perché è importante saper accogliere migliaia di turisti che arriveranno sul nostro territorio. Abbiamo in programma un'area parcheggio molto ampia e molto grande che verrà fatta proprio alle porte di Brentino. Abbiamo già recentemente aperto un'area camper che sta avendo grande utilizzo, e stiamo lavorando proprio su questi temi, sulle infrastrutture, perché è importante saper accogliere i nostri turisti e i nostri cittadini, soprattutto i tanti pellegrini che andranno alla Madonna della Corona e che speriamo potranno anche, tra una cosa e l'altra, andare a visitare il ponte tibetano. E l'avevo detto io all'inizio che siamo sul Sentiero della Speranza, che è in salita, non perché si faccia fatica, sì, anche quella bisogna farla, ma perché qua a Brentino Belluno si sta salendo in vetta.